Siamo alla seconda parte del programma e cercherò di essere breve perché qua oramai l'ora è avanzata. Allora, quest'anno ricorre il bicentenario di Johann Strauss e non potevamo non ricordarlo con l'ouverture del Pipistrello, la sua operetta più famosa, vero banco di prova per ogni orchestra, è un pezzo di una difficoltà spaziale, e poi con Giuda della Peruta eseguiremo Mein Herr Marquis, l'aria così di canzonatura del Pipistrello. Quasi tutti conoscono la storia, ma la riassumo in breve. Adele è una cameriera che va a un ballo mascherato, lì incontra il suo padrone, che però è sotto mentite spoglie, dovrebbe essere da tutt'altra parte, e si traveste da un marchese francese, e le Marquis Renard, e naturalmente lei lo può prendere in giro perché lui non può palesarsi, pena proprio il carcere, perché è atteso proprio per andare in prigione, ma prima di andare in prigione ha fatto questa scappatella alla festa del principe Orlovsky. Quindi la cameriera Adele si prenderà gioco di lui in modo tipicamente viennese, con grande eleganza. Buon ascolto col Pipistrello.
È la volta adesso di un brano tratto da un'altra operetta, Prinz Mathusalem, e il brano è Banditen Galop. Allora dovete pensare che nella sala potrebbero aggirarsi musicalmente di banditi. Ci saranno anche degli strumenti particolari che naturalmente i banditi usano, e non vi dico cosa, ma insomma scoprirete. E poi arriveremo alla Czardas dal Pipistrello, la ciarda di Rosalinde, Klänge der Heimat, suoni della patria, che è forse il pezzo più difficile di tutto il Pipistrello. Lo canta Rosalinde, che è la moglie del protagonista. Allora nel Pipistrello tutti tradiscono tutti, ma poi alla fine tutti si vogliono un gran bene e capiscono che insomma è più importante vivere con leggerezza anziché andare lì a sfrugugliare a cosa hai fatto, comunque sei stato, perché non sei stato. Che poi non è che proprio tradiscono, tentano di tradire, gli va male a tutti. E va malissimo al nostro protagonista Gabriel von Eisenstadt, che abbiamo visto essere andato alla festa travestito da marchese. E chi arriva alla festa? La moglie, che a casa ha trovato un invito per la festa e non gli batte, no? Dice: questo è andato via, ha detto che doveva andare in questura, in prigione. Qua trovo 2 inviti, uno manca, sapete cosa? Uno, vado io, festa mascherata, e mi travesto da contessa ungherese, mascherata, nessuno la riconosce, corteggiatissima, una donna molto bella, e chi la corteggia più di tutti, chi sarà? Il marito, che naturalmente così aggrava la propria posizione, no? E andato a punto però le donne in sala sono dubbiose, ma questa contessa ungherese noi non abbiamo mai sentito nominare, ma sarà proprio ungherese o no? Si tolga la maschera, lei dice no, non me la tolgo, e sarà la musica a provare la mia nazionalità. Solo una vera ungherese sa cantare una Czardas nel modo trascinante e travolgente in cui lo canterò io. E questo sarà Klänge der Heimat, suoni della patria, suoni dall'Ungheria. Allora vi lascio con Banditen Galop e Klänge der Heimat.
adesso abbiamo un valzer di Johann Strauss dedicato all'Italia. Rosen aus dem Süden, Rose del Sud. Pensate che sulla prima pagina del valzer campeggiava un'immagine del Golfo di Napoli. Un bel piatto di spaghetti, sole e delle rose su una pergolata. Allora questo è un valzer che non è solo da suonare, è un valzer anche da dipingere, da rievocare. E Strauss stesso lo dedicò a Umberto, re d'Italia, in omaggio così a questa figura e a una nazione che lui tanto amava. Seguirà ancora dal Pipistrello, ancora con Giulia della Peruta, la seconda aria di bravura di Adele. Allora, Adele qui si trova nel carcere, non perché sia carcerata, ma è andata a trovare il marchese Renaldi, il suo padrone, che allo scoccare della mezzanotte è dovuto andare via perché presentarsi in prigione perché doveva scontare una condanna di pochi giorni, non voleva pagare tasse in più, e boh, vado in prigione così sto là, leggo, faccio il mio, sto tranquillo, non mi cerca nessuno. Ma Adele va perché va lì con un altro, con il direttore del carcere, che finge alla festa di essere anche lui tutt'altra persona, no? Grande impresario teatrale. E allora lei fa l'aria di audizione. Dice: io so fare tante cose, so impersonare tanti personaggi. Il primo che eseguirò per voi sarà l'ingenua del villaggio, con fare proprio innocente. Poi, se mi volete diversa, so fare anche la regina, e vedrete come lei stessa cambierà proprio atteggiamento. Piace o non piace? Qualcosa di più stuzzicante? Certo, dice, so fare anche la dama parigina. E lì viene giù il teatro, perché Adele è bravissima in questo, nella recitazione. Allora vi lascio con Rose del Sud e poi con Spiel ich die Unschuld von Lande, l'aria di bravura e dell'audizione di Adele.
passiamo adesso a un altro compositore della famiglia Strauss, Eduard Strauss, il fratello di Johann e di Joseph, e era il più giovane, il più scapestrato e quello che faceva i pezzi più brillanti, più spiritosi, più divertenti. E Edward ci porta in viaggio, vuole che saliamo su un treno musicale, e per farlo partire naturalmente ci vuole anche qualche attrezzo del capostazione che, come vedrete, siamo riusciti a reperire. E questo viaggio ci porterà in Italia, dove potremo ascoltare un brano italiano a chiusura, perché anche gli italiani sanno scrivere valzer, mica solo i viennesi, no? E sentiremo Il bacio di Arditi, uno dei brani più difficili per soprano di coloratura. Ad interpretarlo sarà sempre Giulia della Peruta. E allora vi invito a viaggiare con noi con il brano Banfry, che significa via libera.
E siamo alla fine del nostro viaggio. Non mi dilungo, ma 2 ringraziamenti li devo fare. Uno all'anima di questa associazione, il professor Quadri. Il professor Quadri che ha creduto fortemente in questo progetto. E dopo il Covid io ho visto crescere questa platea fino ad oggi a far risultare il tutto esaurito, che è una cosa bellissima, che ci riempie di gioia e ci fa sperare per la musica. E il secondo ringraziamento è a voi, caro pubblico, che venite, che vi lasciate telefonini, televisioni, altre cose e venite a teatro per sentire la musica dal vivo. Questo ci riempie veramente di gioia e dà un motivo alla nostra professione, ma anche alla comunicazione che abbiamo con voi. Grazie pubblico di Gorizia e buon anno!